La mafia è entrata nel business dei rifiuti, lo ha fatto anche qui in Veneto, lo sappiamo dal rapporto Ecomafie della commissione parlamentare, lo sappiamo dall'inchiesta di Fanpage che ha dimostrato come la camorra venga a smaltire illegalmente i rifiuti qua nella nostra bellissima terra. Adesso però ci troviamo in una situazione di gravissimo pericolo, un pericolo sanitario che mette a repentaglio la vita di centinaia di migliaia di persone e che mette a repentaglio ovviamente anche l'ambiente. Ora però tocca a te, tocca a noi fare la nostra parte, attivarci per risolvere questo problema, perché siamo noi i responsabili primi del nostro futuro e di tutto quello che ci succede attorno. Possiamo farlo mettendoci noi per primi a disposizione della risoluzione di questi problemi e vedo degli esempi incredibili che sono stati fatti da persone come Nicolò a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso, che ci ha portato sul posto di una terribile discarica vicino all'acqua che stiamo mettendo in sicurezza, dove stiamo risolvendo la situazione un pezzo alla volta. Lo abbiamo fatto a Montecchio Maggiore, sui cantieri della Pedemontana Veneta, dove una discarica abusiva è stata tranciata dai lavori di una grandissima autostrada, e anche lì, grazie a Sonia Perenzoni, una attivista, si è distinta sul territorio per il grandissimo lavoro fatto. Anche lì speriamo di riuscire a risolvere la situazione. Beppe dice sempre che dobbiamo essere i sindaci del nostro metro quadro, ed è adesso che dobbiamo attivarci, metterci in gioco per primi per risolvere questa situazione terribile. Dobbiamo parlarne, dobbiamo denunciarla. No al silenzio, perché il silenzio è omertà ed è lì che proliferano le mafie e il malaffare. Possiamo farlo scrivendo a una mail dedicata che abbiamo fatto, dove voi potrete denunciare, parlare, e noi verremo a parlare con voi, a capire quanto grave è il caso, per attivare tutte quelle che sono le istituzioni e tutti quelli che sono gli atti per andare a risolvere questo problema. Stiamo parlando della nostra vita, stiamo parlando del tuo futuro, del nostro territorio. È il momento di farci sentire.